L'angolo rosso, quindicinale su lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGIL. Alle 9:35 prendiamo la linea da Controradio, visibili anche sui nostri canali cross mediali per questa prima puntata di stagione con l'angolo rosso che torna naturalmente con la FISAC CGIL. Non restiamo in silenzio. Il titolo di questa puntata, parleremo infatti di quanto sta succedendo, della tragedia di Gaza, delle iniziative messe in campo dalla CGIL non solo per sostenere lo sforzo umanitario, chiedere al governo e alle istituzioni internazionali ogni azione volta a porre termine a questo massacro e costruire uno scenario di pace e convivenza tra i popoli. Allora saluto subito il nostro primo ospite, Carlo Moretti della segreteria FISAC CGIL Toscana. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. C'è con me anche Giancarlo Albori, presidente dell'associazione Gaza Palestina Fuori Fuoco, a cui poi dopo siamo qua in diretta insieme, almeno così siamo presenti bene. Allora, la dico subito in maniera anche brutale, cioè quanto abbiamo ascoltato anche prima in diretta ci mostra uno scenario veramente tragico, una situazione in cui sostanzialmente c'è un paese che continua in spregio di qualsiasi elemento di diritto internazionale, di risoluzioni prese sia dalle organizzazioni internazionali, dall'ONU e decisioni delle corti internazionali. È un paese che continua in spregio a tutto questo a perpetrare un massacro nei confronti di una popolazione. In questo momento la CGIL Toscana, non solo questo momento, sono mesi che siamo impegnati su questo fronte, un fronte di mobilitazione, un fronte non solo di sensibilizzazione, un fronte di azione che coinvolge non solo la CGIL, ma coinvolge anche tutte le associazioni che in qualche maniera ritengono che su questi temi si debba essere più presenti, più attivi, più attivi. Giusto così per ricordare, marzo è stato un mese di mobilitazioni, poi siamo venuti a luglio lo stesso abbiamo fatto una fiaccolata come CGIL Toscana Firenze, coinvolgendo anche i soggetti istituzionali, il governatore della regione, la sindaca di Firenze erano presenti a questa fiaccolata. Abbiamo continuato e continuiamo con le nostre azioni di mobilitazione. È importante anche ricordare un'altra manifestazione fatta il 9 di agosto a Marina di Massa, Aquiloni per Gaza, in collaborazione appunto con l'associazione. Dopo lascerò la parola al Presidente. Momenti di elevata sensibilizzazione. Vogliamo continuare perché riteniamo che non ci sia solamente uno sforzo umanitario da portare avanti, ma c'è un ripristino della legalità internazionale che in questo momento qua richiede di fare da parte di tutti i soggetti interessati, e in primis anche la CGIL, perché la CGIL non si nasconde rispetto a questo tema, di far sì che questa situazione venga in qualche maniera risolta. E ovviamente anche rispetto agli ultimi eventi che riguardano la Sumul Global Flottiglia, noi siamo pronti a mobilitarci, a presidiare, a manifestare tutto quello che c'è da manifestare in tal senso. A proposito, ricordo che oggi stasera in diverse città della Toscana la CGIL Toscana ha organizzato un presidio proprio anche per questo tema qui. Altro elemento che voglio ricordare, così giusto per andare proprio nel recente, fine agosto, il 28, un'iniziativa di digiuno a staffetta ha visto coinvolti anche tanti dirigenti delle organizzazioni in questa iniziativa. È un digiuno che continua, è qualcosa che vuole in qualche maniera portare un elemento di conoscenza rispetto a una realtà tragica che stanno vivendo. Anche prima sentivamo altri 5 morti per fame nella striscia di Gaza. Sono cose inammissibili. Voglio oltretutto ricordare un altro elemento che ovviamente noi speriamo che prima della metà di ottobre, quando ci sarà anche la marcia da Perugia ad Assisi, lo scenario possa essere in qualche maniera migliore rispetto a quello che è attuale. Proviamo a tenere accesa una fiamma di speranza, ma questo
diciamo può non bastare, lo sappiamo, c'è bisogno di una continua pressione sulla politica, i temi, diciamo, all'ordine del giorno sono i soliti, e noi proviamo in qualche maniera a rimetterli al centro dell'attenzione, perché la situazione di Gaza e la situazione della Palestina e di quello che sta succedendo comunque nel Medio Oriente è un qualche cosa su cui il mondo occidentale e anche l'Italia in primis deve continuare a interrogarsi e trovare delle soluzioni che non sono quelle che in qualche maniera qualcuno prospetta, anche diciamo prepararsi a diciamo un'escalation dei conflitti in generale, ma di questo ne parlerò successivamente. Sì, Moretti, una continua pressione verso la politica, una pressione dal basso che si allarga sempre di più con varie modalità, come lei ha sintetizzato e come quotidianamente descriviamo sia dai nostri territori che a livello internazionale. Il sostegno che voi date alla Global Sumud Flottiglia anche in termini proprio di mobilitazione dal territorio per dare un messaggio non solo di vicinanza ma di partecipazione e tutela di una missione umanitaria come quella che vuole essere, e la collaborazione con tante realtà, una rete che si allarga sempre di più, che ha visto davvero un'articolazione importante anche qui in Toscana, lo accennava, la partecipazione a Aquiloni per Gaza con Gaza Palestina fuori fuoco, questa associazione. Giancarlo Albori, vogliamo ricordare lo scopo di questa realtà e anche il programma delle iniziative che sta mettendo in campo? Sì, grazie, intanto buona giornata a tutti. Intanto grazie alla CGIL Toscana e alla FISAC CGIL che ci permettono anche oggi, come dire, di poter avanzare le nostre proposte. Per essere abbastanza sintetici, la prima cosa che noi abbiamo davanti è di allargare il più possibile l'informazione, perché poi lo scopo fondamentale per poi poter muovere, organizzare dal basso, di muovere i governi a fare quello che non fanno, anzi, uscire dalla loro compromissione nei confronti dello Stato di Israele. Uno Stato che si configura ogni giorno di più come uno Stato terrorista, perché quello che è accaduto in Qatar in questi giorni di attaccare una delegazione trattante è qualcosa, come dire, di terrificante. Oltretutto in Medio Oriente non c'è in ballo soltanto la questione di Gaza e della West Bank, ma c'è una questione larghissima di tutta l'area del Medio Oriente totalmente destabilizzata e dove l'annessione degli spazi da parte di Israele è cosa quotidiana. Noi siamo di fronte ad una tragedia umana, tragedia, come dire, causata dalla guerra che Israele produce, dalla guerra che produce Israele, perché non è una guerra, come dire, fra due stati, è una guerra che Israele produce alla popolazione palestinese, perché questo è il dato punto. Noi in questi giorni stiamo, assieme a tanti altri, ovviamente sostenendo Global Sumud Flottiglia, e lo faremo anche in un'iniziativa dove è coinvolta anche la CGIL Toscana, che dall'11 al 14 di settembre si terrà nella zona di Massa Rosa, e che ha come tema 100 artisti per Gaza. Cioè c'è stata una chiamata non alle armi, ma alle arti, dove 120 fra scultori, fotografi, artisti di ogni genere ci hanno dato le loro opere, tantissime ad esempio sono i quadri di artisti anche famosi. Avrà l'inaugurazione giovedì 11 alle ore 17:30 a Massa Rosa di Lucca presso il centro Spazio Lumen, spazio di arti visive. Noi assieme a Lumen, ma ripeto all'AMPI, alle associazioni per la pace, ai vari forum della Versilia, di Massa Carrara, di Lucca, insomma assieme a una quantità di soggetti, compreso il comune di Massa Rosa, il PCRF Italia, metteremo in piedi questa 4 giorni. È una 4 giorni importante per noi, dentro la quale ci sarà pure un'asta di questi quadri.
Ecco, in modo sintetico, ma tante altre sono le iniziative. Il presidio di questa sera che si terrà ad esempio a Massa, organizzato con la CGIL di Massa Carrara e con l'Accademia e con tanti altri soggetti, ma in questi giorni noi abbiamo partecipato in continuazione ad iniziative che vanno dal territorio ligure a quello toscano per sensibilizzare quello di cui parlavo prima. Gaza Palestina fuori fuoco, il nome dell'associazione, le attività, le iniziative corali con appunto tanti altri sostegni, le stiamo raccontando con Giancarlo Albuori, ospite della FISAC CGIL Toscana, in questo spazio, l'angolo rosso, dedicato oggi a non restare in silenzio e al sostegno della CGIL rispetto alle mobilitazioni per la popolazione palestinese, ma allargando la riflessione, Moretti, oggi è il giorno della votazione alla Camera sulle mozioni che riguardano l'aumento delle spese militari presentate all'inizio dell'estate. Siamo in un contesto in cui davvero sembra si sia dimenticato l'elaborazione, le tante riflessioni post pandemia, l'idea di un'economia basata sulla transizione ecologica per buttarsi nuovamente a capofitto su un'economia di guerra. Ecco, questo è un processo dunque che è irreversibile, c'è modo di contrastarlo e tutto questo il sindacato che ruolo ha in questo contesto, in questo scenario? Tema diciamo alquanto articolato e complesso, ma proviamo comunque a cercare qualche risposta rispetto a quanto appunto posto. C'è un tema, non si parla più di transizione ecologica, se ne parla poco, le risorse ora in questo momento qui sono destinate e in qualche maniera anche, cioè, ipocritamente i politici occidentali parlano di nuovo attenzione alla difesa, quando invece semplicemente qua si parla di un'attenzione a una spasmodica corsa al riarmo. Mi verrebbe quasi da pensare che insomma scenari di questo genere qui li abbiamo già visti in passato. Il XX secolo è cominciato con fine del XIX, inizio del XX secolo, so che vado tanto lontano, ma questo era corsa al riarmo, le potenze che cercavano in qualche maniera di... Oggi è vero che siamo in una situazione di conflitto permanente, macro conflitti, guerre per procura, possiamo ragionare tante cose in termini anche di politica internazionale. C'è però un tema, ci sono soggetti che in qualche maniera cercano nuove fonti di profitto e per mantenere gli stessi livelli di profitto attuali si sposta, diciamo, gli investimenti da settori più o meno maturi a un settore come quello della difesa, che sostanzialmente non porta innovazione, ma porta semplicemente, quando e come, se lo scopo è quello, porta esclusivamente distruzione. E allora ci sarebbe da dire come possiamo intervenire. E qui entrano in gioco sia le banche, le assicurazioni, i fondi di investimenti, che alla fine poi fanno del finanziamento alle industrie belliche e alle industrie che violano i diritti civili, fanno praticamente buona parte anche del loro business. Poi ovviamente ci sono le normative anche in Italia che dovrebbero tutelare il risparmio, mettendo anche in questo ambito qui maggiore attenzione a livello informativo su come vengono effettuati gli investimenti a livello dei singoli istituti, ma queste spesso e volentieri sono norme che vengono, diciamo, anche in qualche maniera, e ribadisco, lo dico in maniera molto ipocrita, aggirate. Non fosse altro che, ad esempio, per alcuni criteri di investimento si vuole mettere dentro appunto tutto quello che riguarda la difesa come elementi socialmente responsabili, che questo è proprio un paradosso. E allora diciamo quello che possiamo provare a immaginare come sindacato. Innanzitutto far sì che all'interno dei fondi pensioni si possano adottare stringenti criteri di etica, di finanza etica e disarmata, ma proprio che siano tali. E anche, come ad esempio, faccio l'esempio del fondo sovrano norvegese che ha tolto la partecipazione da Caterpillar, che Caterpillar è una società che in qualche maniera, in maniera molto pesante, aiuta Israele nelle opere di sbancamento dei territori
in mano ai palestinesi a favore dei coloni in Cisgiordania, tanto per fare un esempio. Però dobbiamo anche dire un'altra cosa, cioè noi dobbiamo in qualche maniera provare, come per altre situazioni, a bloccare i flussi finanziari di finanziamento delle armi. E poi c'è un altro elemento, che vengo proprio anche al sindacato, e ci vuole una mobilitazione fortissima anche da parte del sindacato, che purtroppo anche a livello europeo, dobbiamo dirlo, ha diverse sensibilità. Diciamo che la sensibilità italiana rispetto a quella nord europea è differente, e sono queste le azioni che dobbiamo provare a muovere anche a livello di sindacato, per far sì che anche determinati memorandum come quello di intesa tra Italia e Israele vengano in qualche maniera bloccati e smontati, perché comunque noi anche su questi fronti dobbiamo provare ad agire, e continueremo a fare pressione perché questo possa succedere. E allora io continuo, diciamo, noi abbiamo giustamente dato il titolo a questa puntata, non restiamo in silenzio. Proviamo a dimostrare che facciamo e agiamo però l'ultimo messaggio che vogliamo dare è quello che attori istituzionali, fondi di investimento, attori della finanza, dobbiamo dire a tutti questi, in primis alla politica: fermatevi finché siete in tempo, perché poi questo è un tempo che sta velocemente scadendo e andando verso una tragedia collettiva che potrebbe non riguardare esclusivamente i singoli popoli martoriati da questi conflitti. Grazie. 9:51 minuti. Grazie a Carlo Moretti e a Giancarlo Albori, rispettivamente segreteria FISAC CGIL e Associazione Gaza Palestina Fuori Fuoco, per queste. Grazie a voi. Grazie a voi. Prossima puntata dell'Angolo Rosso fra 2 mercoledì, trasmissione comunque riascoltabile sui nostri canali cross mediali. Tra poco la linea Mirko Roppolo, e poi tornerà anche Pierluigi Megahertz, la conduzione musicale dunque di Controradio. Per le notizie ci risentiamo alle 12:45, mentre proseguiremo a raccontarvi anche le iniziative sul territorio a sostegno del popolo palestinese nel nostro spazio City Gaza. Inviateci le vostre segnalazioni a redazione@controradio.it. L'Angolo Rosso, quindicinale su lavoro, credito e risparmio, a cura di FISAC CGIL.